da Sicilia 24 i titoli del nostro telegiornale. Cittadini esasperati a Catania per la mancanza di luce e acqua, il grande caldo e i maggiori consumi mandano in tilt le cabine elettriche, disagi ininterrotti da giorni spingono la gente a protestare. Alcuni residenti scendono in strada e bloccano un intero quartiere. Il sindaco Trantino intima all'Enel tempi certi per la soluzione della criticità a Catania e vara un'ordinanza per aiuti ai cittadini in difficoltà per il caldo. Alle ciminiere, in luoghi climatizzati, il centro di assistenza, impegnate anche le farmacie per la conservazione dei medicinali da frigo. A una settimana dall'incendio che ha colpito l'aeroporto di Catania, il ministro Urso parla di situazione intollerabile. Resta critica la condizione dei passeggeri in partenza, difficili anche i collegamenti verso gli altri aeroporti, in sofferenza per avere visto triplicare il traffico. In una domenica di luglio da bollino rosso per le ondate di calore, in tanti scelgono un bagno al mare per trovare ristoro. Si preannuncia un ulteriore rialzo con temperature vicine ai 45 gradi. Il caldo torrido pesa anche sull'agricoltura, bruciano frutta e verdura in tutta l'isola, mentre Coldiretti fa la conta dei danni. Un abito diverso contro ogni pregiudizio a Montedoro, nel Nisseno, in passerella le creazioni della sartoria sociale delle donne vittime di violenza. Calcio, primo giorno di ritiro per il Catania Zafferana, il Palermo rimonta i 2 gol subiti e chiude con un buon pari l'amichevole contro il Bologna. Ancora ben trovati da Sicilia 24 a Catania, dove sono tante le proteste dei cittadini che continuano a rimanere senza acqua, ma soprattutto senza luce. Il grande caldo manda in tilt le cabine elettriche in vari quartieri. Oggi ci siamo recati in un altro quartiere della città rispetto alle nostre interviste dei giorni scorsi, dove centinaia di persone denunciano gravi disagi. Intanto via Maltese a Cibali, nella serata di ieri sono intervenuti anche il sindaco e il prefetto, ma sentiamo Emanuela Corsi. Ancora disagi e disservizi per centinaia di catanesi da giorni senza luce né acqua. Il caldo non molla la sua presa. Le alte temperature e i maggiori consumi energetici stanno mandando in tilt le cabine elettriche della città e sono sempre più frequenti i distacchi di luce e conseguentemente di acqua. In via Vitaliano Brancati, zona Vulcania, centinaia di famiglie sono esasperate. Sono state delle giornate in cui non solo non si è potuto dormire, ma ci sono stati gravi problemi di salute anche per molti anziani che vivono in questa zona, che sono allettati e che ovviamente senza condizionatore sono stati malissimo. Chi può sceglie di abbandonare la propria abitazione. Noi siamo stati costretti a scappare di casa perché abbiamo 2 cani, poi anche mia suocera di 90 anni costretta, segregata a casa senza nessuno che la poteva aiutare, ascensore bloccato, una situazione veramente drammatica. Quindi in tanti avete lasciato le vostre abitazioni? Siamo stati costretti a lasciare l'abitazione. Siamo andati noi in ufficio. Residenti al buio, mentre ci raccontano sulla pubblica via balzano agli occhi luminosissimi cartelloni pubblicitari. Bastava affacciarsi dal balcone per vedere la pubblica via illuminata regolarmente e soprattutto anche illuminazioni che in quel momento potevano essere assolutamente superflue, come quelle degli esercizi pubblici, illuminavano a giorno la città. Intanto ieri pomeriggio in via Maltese a Cibali i residenti hanno bloccato il quartiere in segno di protesta. Paghiamo i nostri diritti, paghiamo le bollette, vogliamo i nostri diritti, siamo abbandonati. Grazie all'intervento del sindaco Trantino e del prefetto Librizzi, i tecnici dell'Enel hanno effettuato un intervento tampone nella cabina della zona per ridare la corrente elettrica a queste 160 famiglie da 5 giorni rimaste al buio e senza acqua. E su questa situazione davvero difficile per tanti cittadini di Catania è intervenuto il sindaco Trantino, non solo ieri come avete sentito dal nostro servizio precedente, ma con un nuovo provvedimento, con una nuova ordinanza nella quale peraltro si chiede all'Enel una risposta immediata, e in questa ordinanza c'è intanto la necessità di trovare un luogo per tutelare tutte le persone fragili che non hanno delle abitazioni che possano in qualche modo garantire la loro salute. Sarà le ciminiere il luogo dell'assistenza. Sentiamo Angelo Gagliano.
Unità di crisi a Palazzo degli Elefanti per fronteggiare la grave e persistente ondata di calore che, oltre a creare disagi, comporta anche un grave rischio di salute per la popolazione. Il sindaco di Catania Trantino ha emanato un'ordinanza che prevede, fino a cessata emergenza, il proseguo delle attività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile con numero di emergenza 095 484000. Lo stesso sindaco ha chiesto all'Enel di far cessare il prima possibile i disservizi. Ho ingiunto all'Enel Distribuzione di comunicare al più presto quale sia il vero stato dell'arte, come intendano porre rimedio e soprattutto darci dei tempi certi sulla soluzione di questi gravissimi disagi che stanno mettendo in ginocchio la città, più di quanto già non sia successo nei giorni scorsi per effetto dei problemi che sono nati all'aeroporto. Con l'ordinanza il primo cittadino di Catania dispone che le ciminiere siano adibite con locali climatizzati in centro per ospitare i soggetti fragili. Abbiamo anche noi attivato le ciminiere affinché i nostri concittadini, ma aggiungo, visto che sono anche sindaco della città metropolitana, i cittadini della provincia possano eventualmente trovare riparo, visto che abbiamo condizionato gli ambienti, e ovviamente saranno offerti per chi andrà lì dei pasti e naturalmente delle bibite. Inoltre Trantino ha disposto che le farmacie ospedaliere e quelle di comunità assistano i soggetti che ne facciano richiesta, provvedendo alla conservazione o alla sostituzione dei farmaci dalle stesse distribuite e soggetti a deterioramento se non conservati in maniera corretta. Gli utenti dovranno conservare i farmaci da frigo dentro buste trasparenti sigillate e identificate con nome e cognome, esibendo il documento di identità alla triage. Adesso andiamo al Fontanarossa, all'aeroporto di Catania. È passata una settimana dall'incendio che lo ha colpito, ma la situazione per i passeggeri è ancora critica. Difficili anche i collegamenti verso gli altri aeroporti che lamentano una vera e propria sofferenza, come l'aeroporto di Trapani. Intanto il ministro Urso parla, ovviamente riferendosi a Fontanarossa, di situazione intollerabile. Sentiamo Giusy Lazzara. Si lavora ancora a Fontanarossa, una settimana dall'incendio. Sembra ancora una corsa contro il tempo che va avanti a piccoli step. Al momento non si trasloca a Sigonella, ma si cerca di potenziare il Terminal C. I militari dell'aeronautica fanno la loro parte e monteranno strutture campali illuminate e refrigerate per una migliore gestione dei passeggeri che sotto il caldo rovente attendono di partire. Io dovevo partire da Catania, ma prima mi hanno detto che dovevo partire da Trapani. E quando stavo per prendere un Airbnb, cambiare tutto il viaggio, mi hanno cancellato l'aereo e l'ho dovuto ricomprare lo stesso aereo che stavo per prendere, più costoso, e sempre partendo da Trapani, io che abito a Palazzolo Acreide. L'obiettivo di ottenere da ENAC il via per più movimenti rispetto ai 4 attualmente possibili. Nessuno si sbilancia sul tempo per il ritorno all'operatività dello scalo e sembra allontanarsi l'ipotesi del 25 luglio. Situazione intollerabile per il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ribadisce la mancata programmazione e le carenze nelle verifiche infrastrutturali. Di questo, dice Urso, chiederò a SAC e ENAC precise spiegazioni. Intanto è caos trasporti verso gli altri scali siciliani per le vie di collegamento carenti. Così al Falcone Borsellino di Palermo, all'enorme traffico estivo, si sono aggiunti 24 voli da Catania ed è scoppiata già l'emergenza bagagli da riconsegnare. A Trapani dal lunedì 17 luglio sono transitati al Vincenzo Florio 58.000 passeggeri con 455 movimenti e un aumento percentuale del 152% rispetto al traffico ordinario. La media giornaliera è di 11.600 persone, 91 voli, più del triplo del normale. Sono serviti più di 100 pullman per trasportare quotidianamente a Catania i passeggeri. Il parcheggio regge, ma comincia ad avere livelli di saturazione mai visti, fanno sapere appunto dallo scalo. E in una domenica da bollino rosso si scappa dalle città in qualche modo per cercare refrigerio al mare. Nei prossimi giorni peraltro il clima si farà ancora più rovente con temperature vicine ai 45 gradi, ma sentiamo Veronica Barbarino.
Non accenna a diminuire il caldo record in Sicilia e nel primo fine settimana di esodo estivo è allerta rossa della Protezione Civile. Bagnanti e turisti scappano dalle città e provano a combattere le elevate temperature riversandosi sulle località balneari. Siamo andati nelle spiagge di Punta Secca e Marina di Ragusa per capire se in riva al mare si trova refrigerio. L'acqua del mare restituisce un po' di fresco e anche un po' di, quando c'è un po' di ventilazione, questo aiuta moltissimo. Bagnarsi frequentemente, bagnare anche la testa fa bene. Al mare bene, in casa con l'aria condizionata perfetto. Catania si sta peggio perché c'è molto più caldo di qua. Qua anzi credo che sia piacevole, un po' di venticello. Pensando che anche l'anno scorso ci sono stati ben 3 mesi di caldo torrido, speriamo di sopportarlo, ecco. Sudore, aria condizionata, acqua non finire e stando qua all'ombra. Col materassino, andando al mare, il climatizzatore a casa, questo è tutto quello che si può fare. Sì, il mare, più che altro il mare. Secondo le previsioni, i primi giorni della prossima settimana porteranno condizioni estreme, con temperature che potranno superare i 47 gradi, anche sulle aree dei comuni montani. A partire da mercoledì, l'ondata di calore dovrebbe invece attenuarsi. E in Sicilia il caldo torrido ha purtroppo provocato serie ripercussioni anche per quanto riguarda il settore dell'agricoltura. Bruciano frutta e verdura in tutta l'isola, mentre Coldiretti fa già la conta dei danni. Sentiamo Simona Mazzone. Il caldo torrido che Caronte ha portato in Sicilia non solo sta creando disagi alle persone, ma anche agli allevamenti e alle coltivazioni. Bruciano frutta e verdura nei campi, con la conseguente perdita del raccolto e la carenza di foraggio per gli animali. L'assessorato regionale all'agricoltura ha disposto che i consorzi di bonifica forniscano maggiori quantitativi d'acqua distribuita in diversi orari, ma i danni ci sono. Secondo Coldiretti non c'è ancora una stima precisa perché alcune zone dell'isola stanno soffrendo più di altre. Si registrano ulteriori danni per i raccolti attuali, ma anche il conseguente rischio di stress termico e di indebolimento delle colture, con ulteriori ripercussioni per le future produzioni. L'agricoltura è uno dei settori che patisce maggiormente l'ondata di calore. L'agricoltura è l'attività economica che purtroppo più di tutte vive quotidianamente le conseguenze meteorologiche, con impatti economici e morali devastanti. Ad Agrigento caldo fatale per vigneti, frutteti e orti a secco e che dovrebbero essere irrigati con l'acqua del lago Arancio, ma che per motivi burocratici non è ancora utilizzata. E poi il latte, circa il 30% in meno a causa delle alte temperature. Le vacche non lasciano la stalla neanche per pascolare, animali provati, stanchi, assetati, se si considera che ognuno di loro beve oltre 100 litri di acqua al giorno contro i 70 in media. 6 famiglie sono state sfollate a Caltanissetta a causa del grave incendio che ha lambito le case e che da ieri pomeriggio ha impegnato i vigili del fuoco e il corpo forestale nella vallata che da via Xiboli arriva fino a Villaggio Santa Barbara. La Croce Rossa di Caltanissetta ha allestito un punto di ristoro con tende, panchine e acqua dove gli sfollati in tutta una ventina si sono rifocillate. Le alte temperature e il vento di scirocco hanno reso difficile domare l'incendio e fino ad oggi, fino a questa mattina, è rimasto attivo un presidio dei vigili del fuoco che controllano il riaccendersi di altri piccoli roghi. Sulla zona sorvolano ancora, come vedete dalle nostre immagini, Canadair. Questa mattina il sindaco di Caltanissetta Gambino ha tuonato contro i proprietari terrieri che lasciano in stato di abbandono, annunciando appunto provvedimenti nei loro confronti. Divampati incendi anche in diverse zone del Palermitano, arrivando in alcuni frangenti a minacciare le case, soprattutto nella zona di San Giuseppe Jato, dove la situazione è davvero stata molto difficile. Emanuele Russo, un anziano cittadino di 71 anni, è morto in un incidente stradale a Bagheria lungo la strada provinciale 127 via Vicinale Lorenzo. L'uomo era su una Vespa 50 quando, arrivato all'altezza del ponte che immette in via Fonditore, è stato investito da un'auto. Il conducente della vettura è scappato senza prestare soccorso e ha fatto perdere le proprie tracce. A dare l'allarme poco dopo è stato un altro automobilista. L'uomo è morto a causa di un trauma cranico riportato nell'impatto. Sono in corso indagini per risalire all'autore dell'incidente. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e ritorniamo tra poco.
parte di Sicilia 24 sono stati sottoposti a provvedimento di fermo e 15 componenti dell'equipaggio della nave madre Plutus, una volta sbarcati nel porto di Termini Imerese. La nave, battente bandiera di Palau, era stata bloccata e sequestrata dalla Guardia di Finanza dopo aver scaricato 5 tonnellate di cocaina al peschereccio Ferdinando. L'intervento è stato condotto con l'impiego di numerosi mezzi aerei navali, costieri e alturieri. Quasi tutto pronto per la riapertura al transito delle auto nella tratta dell'autostrada A18 Messina-Catania a Letojanni, interessata da una frana 8 anni fa. Il giorno tanto atteso dovrebbe essere il 5 agosto. Francesco Triolo. Era il 5 ottobre 2015 quando il costone della collina di Letojanni venne giù travolgendo l'autostrada. Solo per un caso fortuito, in quel momento non passavano auto e fu evitata una tragedia, ma ci sono voluti 8 anni da quel crollo, con polemiche, ritardi, inchieste della magistratura per vedere la luce in fondo al tunnel, perché il 5 agosto, un sabato nel pomeriggio, dovrebbe essere riaperta la carreggiata Lato Monte, quella più colpita dalla frana, dove è stato necessario realizzare una galleria artificiale da 140 metri. Sta valutando col Consorzio Autostrade, con ovviamente i collaudatori, le figure coinvolte, se sia opportuno mantenere le 2 carreggiate aperte per il periodo estivo, che è il periodo di maggior flusso veicolare, e eventualmente poi riprendere i lavori subito dopo l'estate attraverso il consolidamento l'ultima parte di consolidamento che il lavoro necessita. Giovedì scorso il collaudatore, il direttore dei lavori, l'impresa che sta realizzando i lavori ed il responsabile del procedimento hanno effettuato un sopralluogo, constatando come il cantiere stia procedendo a gran ritmo. A mancare infatti è davvero poco. Manca un pezzo di guardrail ad oggi, la segnaletica c'è, l'asfalto lo stanno completando, l'illuminazione delle gallerie è stata già fatta, credo che manchi un pezzo, un tratto di guardrail che verrà completato in questi giorni, proprio che è finalizzato alla riapertura totale della carreggiata. Un abito diverso contro ogni pregiudizio, le creazioni della sartoria sociale delle donne vittime di violenza vanno in scena, vanno in passerella a Montedoro, siamo in provincia di Caltanissetta. Giusy Lazzara. Abiti speciali, quelli di Equo Dress, la sartoria sociale che riesce a trasformare i jeans dismessi da rifiuto ad outfit esclusivo. Modelle d'eccezione le donne vittime di violenza che hanno sfilato per Femminissima a Montedoro in provincia di Caltanissetta, la manifestazione organizzata dalla cooperativa sociale Etnos. Queste donne vittime di maltrattamenti hanno indossato per una volta un abito diverso contro ogni pregiudizio. Sì, è vero, coprivano il loro volto con una maschera per motivi di sicurezza, ma il loro sguardo era fiero, era pieno di dignità. Quella dignità che anche loro hanno acquisito grazie a questa esperienza all'interno delle case rifugio, quella dignità che ha portato loro ad indossare questi abiti. Donne che si sono sentite un avanzo della società, però diventando ora consapevoli e affrontando la realtà delicata che alcune di loro hanno vissuto legato alla violenza di genere. Il fatto di invece camminare insieme, condividere insieme anche quell'odio profondo che sentono dentro, quel sentirsi inizialmente rifiuto, poi invece far nascere l'orgoglio di essere donna e il coraggio invece di essere per come si è, far uscire l'identità. Venire fuori da percorsi difficili si può e queste donne, superando ostacoli e pregiudizi, stanno tentando di rinascere. Ci fermiamo ancora e ritorneremo tra poco con il calcio. Ultima parte del nostro telegiornale, il Catania Zafferana ha dato avvio al ritiro precampionato. La società è costantemente al lavoro sul mercato, ma ci dice tutto Marco Carli. Immagini dal ritiro del Catania a Zafferana. I giocatori confermati dopo la galoppata vincente in Serie D della stagione scorsa. Chiarelle Beters, i cui accordi sono arrivati subito dopo, ma anche i volti nuovi. Da Chiricò agli annunci in serie degli ultimi giorni, Ladinetti, Rocca, Mazzotta, Zammarini, Bocic, a cui si aggiunge Popovic. Tabiani subito a colloquio con De Luca e Giovinco, 2 giocatori di cui si deve capire il destino. E poi il nuovo team manager Armando Pantanelli, Stefano Agresti, pronto a dare il suo contributo di esperienza istantanea dal ritiro, in attesa che venga completato l'organico con il portiere, 2 centrali difensivi, un attaccante che la Neri ha annunciato di categoria superiore e un altro esterno. Intanto sono anche i giorni delle prime dichiarazioni, quelle dell'attaccante esterno Bocic e del centrocampista Roberto Zammarini.
L'importante è che io sono qua, perché l'ho voluto, mi hanno voluto fortemente, ma la cosa più importante è che io volevo venire qua, perché ci tengo e volevo dire ai tifosi che suderò la maglia. È una promessa questo. Penso che la storia del Catania parla da sé, e quando mi è arrivata l'offerta di venire a Catania non ci ho pensato un secondo, ho accettato subito e sono molto contento di essere qua. Gli allenamenti proseguiranno a Zafferana con 2 sedute giornaliere e andranno avanti fin quasi a Ferragosto, ma con la prospettiva di ultimare la preparazione alle pendici dell'Etna fino alle prime partite ufficiali per lasciare lo spazio necessario ai lavori che interessano il Massimino. Adesso il Palermo che chiude la prima parte di ritiro pareggiando 2-2 contro il Bologna, una buona reazione da parte dei rosanero che si trovavano sotto di 2 gol. Il servizio è di Marco Gullà. Da 2-0 a 2-2 con una reazione importante, il Palermo pareggia l'amichevole con il Bologna che si è giocata ieri a Rovereto. Un pari conquistato grazie a questo stupendo gol di Soleri, ma il risultato passa in secondo piano. Sono infatti palesi i miglioramenti della squadra dal punto di vista atletico e tattico. I rosa hanno tenuto testa al Bologna nonostante l'evidente differenza tecnica dei protagonisti in campo. Il centrocampo ha fornito indicazioni positive, Stulaz sta aumentando i giri al motore, Vasic è un'ottima pedina di filtro, bene anche Segre. Certo, l'inizio della partita non è stato incoraggiante, il Bologna ha segnato subito con Barrov. Poi, dopo un primo tempo in cui i ritmi si sono abbassati, è arrivato nel secondo tempo il gol di Raimondo a fare il 2-0. La reazione del Palermo c'è stata, prima Damiani ad accorciare le distanze e poi il gran gol di Soleri a fare 2-2. Corini soddisfatto. Noi abbiamo la voglia di essere protagonisti, mi fa ridere chi pensa che dobbiamo esserlo solo noi. Io penso che saremo in 8-9 squadre a lottare per qualcosa di importante. Noi vogliamo ritagliarci il nostro spazio e sapendo che stiamo facendo un ottimo lavoro sono molto contento del ritiro di queste 2 settimane di lavoro. Adesso riposeremo dopo il lavoro di domani mattina di scarico che faremo insieme, un paio di giorni saremo pronti tra Spiazzo e Pinzolo a continuare la nostra preparazione e farci trovare al meglio possibile all'inizio del campionato. Mercato in attesa degli sviluppi della vicenda societaria della Regina e di capire quale campionato disputerà. Il Palermo vorrebbe chiudere per uno tra Rivas e Di Chiara. L'attaccante honduregno sarebbe il più richiesto, ma su di lui ci sono anche Sampdoria, Empoli, Lecce, Sassuolo, Hellas e Genoa. E prima di chiudere una notizia dalle agenzie, il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini convocherà al più presto tutti i soggetti interessati alla gestione dell'aeroporto di Catania. Lo si legge in una nota del MIT in cui si ricorda che Salvini è determinato a fare il punto della situazione, appunto è disponibile e pronto ad aprire un tavolo per quanto riguarda Fontana Rossa. Nel caso dello scalo etneo l'obiettivo è quello di accelerare il ritorno alla normalità. Da parte del Ministero è confermato il pieno spirito collaborativo, anche se la competenza diretta sulla gestione dell'aeroporto non è del Dicastero di Porta Pia. Salvini ribadisce la disponibilità a mettere a disposizione anche un supporto tecnico per fare piena luce sulla situazione. E adesso è veramente tutto, Sicilia 24 termina qui, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 19. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona domenica.